Buongiorno e bentornati con questo nuovo appuntamento con A voi la linea. Immatricolazioni al via all'Università di Udine che punta a battere il record dello scorso anno. Nel 2020 le immatricolazioni hanno raggiunto quota 5.021. Per il prossimo anno accademico l'Ateneo punta anche sulla didattica in presenza. Vediamo. Mi trovo a Palazzo Maseri, sede del Rettorato dell'Università di Udine, dove si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione delle novità che riguardano il prossimo anno accademico dell'Ateneo Friulano. Con noi il magnifico rettore Roberto Pinton. Innanzitutto, quest'anno volete battere il record dello scorso anno, perché avete avuto un record di iscrizioni nonostante il calo demografico. Beh sì, c'è un record nostro naturalmente storico per quanto riguarda l'Università di Udine, che per la prima volta ha superato la soglia delle 5.000 immatricolazioni. Ovviamente i record sono fatti per essere battuti e questo per noi costituisce una sfida, faremo di tutto naturalmente per superarlo come è giusto che sia, con tutto quello che possiamo fare dal punto di vista sia dell'offerta formativa sia dei servizi agli studenti. È chiaro che è un dato che comunque conferma che le linee tracciate tutto sommato stanno dando le loro risposte, visto che il trend di crescita era già evidente da qualche anno. Importante che si sia verificato in un anno particolarmente difficile. Ecco, parliamo di novità, perché intanto si parla di didattica in presenza. Questo perlomeno per il momento avete deciso di fare così per il prossimo anno accademico. Ovviamente se non dovessero emergere novità dell'ultima ora, speriamo di no. Beh, naturalmente la didattica in presenza, con attenzione naturalmente alle norme di sicurezza in vigore, che saranno in vigore quando inizieremo, ma l'obiettivo è quello di riportare i ragazzi naturalmente e i docenti nelle aule, ma non solo, nei laboratori, come abbiamo fatto anche negli ultimi periodi, anche magari un po' a singhiozzo l'anno scorso, però questo deriva anche dal fatto che i docenti hanno avuto l'opportunità tutti di vaccinarsi e i ragazzi naturalmente si spera, come auspichiamo tutti, possano anche loro usufruire di questa possibilità. Però insomma diciamo per noi è importante recuperare questo tipo di approccio che non è solo alla didattica ma anche alla vera e propria vita universitaria. Naturalmente siamo anche consapevoli della situazione, quindi nel momento in cui la condizione sanitaria lo imponesse, siamo pronti, forte dell'esperienza fatta e anche di tutto l'impianto tecnologico che è stato sviluppato in questo periodo, a erogare comunque la didattica anche a distanza. Questo con un occhio di riguardo naturalmente in particolare alle categorie fragili degli studenti. Sì, tra l'altro avete provato la didattica in emergenza, la didattica integrata, quindi adesso vi sentite pronti in sostanza a organizzarvi per nuove iniziative? Sì, assolutamente, infatti diciamo che l'esperienza fatta e l'adeguamento tecnologico imponente che c'è stato, anche grazie naturalmente al sostegno a livello nazionale, lo possiamo utilizzare e sfruttare proprio per nuovi percorsi, in particolare implementando quella che è l'attività didattica tradizionale con delle attività interattive e anche innovative, quindi percorsi di e-learning che già esistono, però naturalmente tutta la possibilità anche di un'ulteriore erogazione di un determinato tipo di didattica. Per esempio, per fare un esempio, stiamo sviluppando corsi diciamo trasversali, che sono quelli che sono anche molto richiesti e frequentati agli studenti. Ne cito un paio: l'inclusione e la sostenibilità, che hanno partecipazioni dai 600 ai 1000 studenti. È chiaro che per esempio l'erogazione online diventa assolutamente utile e importante per poter condividere con un numero di studenti di questo tipo di attività. Ecco, sbocco occupazionale, dobbiamo vedere qual è la percentuale dei ragazzi, dei giovani che si laureano all'Università di Udine e poi quando e come riescono a trovare posto di lavoro.
Ma diciamo, stando ai dati di Alma Laurea, che è insomma questa associazione che di fatto raccoglie dati a livello nazionale e confronta sostanzialmente i diversi ambiti e i diversi atenei, noi abbiamo sempre ricevuto negli ultimi anni delle indicazioni molto positive, cioè ponendo Udine a delle percentuali decisamente superiori alla media nazionale. Parliamo del 94,5% a 5 anni dalla laurea o il 77,7% a un anno dalla laurea, quindi significa sostanzialmente quasi 10 punti, vuol dire sopra alla media nazionale, che da una parte è ovvio, diciamo, l'ambito, il tessuto produttivo è più ricettivo, anche se i nostri ovviamente non lavorano, non sono in regione, anzi, ma dall'altra parte ci dice che l'attività che stiamo facendo di formazione e di accompagnamento, perché portare i ragazzi a contatto con il mondo lavoro e farli dialogare con questo non è semplice, richiede energie, è di fatto efficace. Noi lo stiamo facendo anche recentemente, sviluppando proprio anche degli ambiti, dei laboratori, degli spazi condivisi per esempio fra le aziende e l'università. Questo crea naturalmente una contaminazione positiva che aiuta anche queste attività di placement, naturalmente in coordinamento e con tutto quanto viene fatto a livello regionale e nazionale, che non è poco. Ecco, un'ultima cosa per quanto riguarda la collaborazione fra Atenei, Udine e Trieste. C'è praticamente l'area medico-assistenziale che è gestita in sostanza dalle due università. Ma assolutamente, questo non solo per tradizione ma anche per convinzione, cioè nel senso che, e anche questo rende naturalmente più efficace ed efficiente il risultato alla fine. Noi quest'anno di vere e proprie nuove istituzioni, in realtà abbiamo 2 corsi, una laurea triennale in assistente sanitario e una laurea magistrale in infermieristica ed ostetricia, che sono svolte in collaborazione, si chiamano Interateneo, con l'Università di Trieste. Questo ovviamente è un vantaggio, perché significa che i 2 atenei sono convintamente uniti sia a livello regionale ma anche nel dare un'offerta a livello nazionale, e da questo punto di vista credo che sia importante che questo tipo di attività continui ad essere gestita in questo modo. Bene, ringraziamo il magnifico rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton. Ringrazio anche Simone Caramaschi per le riprese. Qui da Palazzo Maseri è tutto, restituisco la linea allo studio. E a scegliere il progetto per la nuova piazza del quartiere di Borgo Meduna a Pordenone saranno i cittadini invitati dall'amministrazione comunale a esprimersi su una serie di progetti. Sentiamo. Il comune di Pordenone chiama a raccolta i residenti del quartiere di Borgo Meduna. Obiettivo: la scelta del progetto per la realizzazione di una piazza che di fatto non è mai stata presente e di cui da tempo si sente l'esigenza. Per questo l'amministrazione ha pensato a un concorso di idee in collaborazione con l'Ordine degli Architetti. Il comune ha presentato intanto 3 idee scelte sulle 8 valutate dalla commissione di professionisti. Al momento si va dalla doppia rotatoria con area aggregativa centrale a una piazza diffusa partendo da via Mantegna fino a un'area pedonale che funga da vera piazza. Abbiamo deciso di fare un concorso di idee per la piazza di Borgo Meduna, perché in questo momento nel quartiere di Borgo Meduna una piazza vera e propria non c'è. Si tratta di un luogo che adesso non è altro che una rotonda. Il quartiere ne sempre sentito la necessità, i vari strumenti, i vari piani regolatori, i piani di recupero l'hanno sempre prevista senza che non venisse mai poi realizzata. Perché il concorso di idee? Il concorso di idee è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Non si tratta di progetti ma si tratta di idee dalle quali partire, con cui confrontarci con la comunità in modo tale da sentire, capire quella che è la volontà dei cittadini e poi tradurla in un vero e proprio progetto. Tutte le 8 proposte saranno pubblicate sul sito del comune, commentate, integrate e votate dalla popolazione. Abbiamo fatto un concorso di idea con hanno partecipato professionisti importanti e ripeto, insieme possiamo sfruttare questo treno, questa opportunità che passa anche per Borgo Meduna. In realtà so già qual è l'osservazione che potranno fare altri cittadini, si pensa a Borgo Meduna e non ad altri quartieri, noi stiamo operando per quadranti, lo facciamo in base alle possibilità operative che ha il Comune e anche in base ai finanziamenti. In realtà accanto ai lavori fatti in tanti quartieri ci sarà Borgo Meduna, ma quest'autunno partiranno anche i lavori di riqualificazione di Rorai che procederanno per lotti.
e secondo me in modo razionale di intervenire, cioè un po' alla volta nei vari quartieri, dando risposte che, ripeto, sono condivise con chi lì vive. E Nadir Colledani, ciclista di Castelnuovo del Friuli, fresco campione d'Italia di mountain bike, è pronto per la partenza per Tokyo. Sentiamo le sue parole. La mia carriera è iniziata non tanto presto, perché prima ero un calciatore, come tanti sportivi all'inizio, e non vengo da una famiglia di ciclisti e nemmeno di sportivi a causa del lavoro e del poco tempo a disposizione, però io ho avuto la fortuna e la possibilità di iniziare a pedalare grazie a uno zio, che colgo l'occasione per salutare, Walter, e da lì è nato tutto, insomma. Sto vivendo un anno abbastanza buono, con un ottimo stato di forma e con un lavoro molto buono alle spalle, perché comunque c'era la selezione olimpica da concludere e dopo un anno incerto come il 2020 a causa del virus, insomma, come tutti sanno, e non c'erano più molte certezze né nella preparazione né nella convinzione che questi giochi e che le gare venissero effettuate. Invece per fortuna le cose sono migliorate, stanno migliorando, e noi atleti, con tanto di bolla e di tamponi, vaccini e tutto quello che giustamente va fatto, siamo riusciti a fare la qualificazione olimpica. Io sono riuscito a qualificarmi con dei risultati buoni, però specialmente dopo la selezione del CT sono riuscito a rilassarmi e a portare a casa già un'ottima top 10 in Coppa del Mondo e la maglia di campione italiano fresca fresca. Quindi adesso manca veramente poco alle Olimpiadi, e le ambizioni ci sono e la tranquillità per fare bene anche. È la mia prima, quindi sarà comunque un'esperienza nuova per me, è una gara nuova, unica rispetto a quelle che ho già fatto e ho partecipato. E quindi la motivazione è a 1000, il gruppo della nazionale e tutti i collaboratori, il mio allenatore che ringrazio, Claudio, e tutti coloro che mi stanno vicino, la mia famiglia è molto soddisfatta di me e io li ringrazio molto, perché grazie a loro e grazie anche a loro che sono arrivato a questo livello e a partecipare a questa gara, che era un sogno mio da atleta, che adesso si sta realizzando, e però si realizza nel senso che vado lì però per fare molto bene, non un'esperienza, una cosa che resti fino a se stessa, quindi ho molta grinta, e grazie anche a mia figlia che è arrivata da 1 anno e mezzo, Rachele, la motivazione è raddoppiata, e credo che grazie anche a lei che le cose poi sono andate per il meglio. Vi invito a guardare la gara il 26 di luglio alle 8 di mattina qui in Italia, quindi magari a colazione, se vi fa piacere. Sarà uno spettacolo, che è un percorso molto tecnico, artificiale, non saremo molti atleti, quindi sarà una battaglia, penso, molto importante, e ci saranno anche dei nomi di stradisti molto forti che ben conoscete, quindi sicuramente ci si divertirà. E allora in bocca al lupo, per noi qualche istante di pubblicità, ma torniamo subito. E rimarrà aperta fino al 20 settembre la rassegna fotografica Cosacchi in Friuli, allestita nel Museo del Castello di Udine. Mi trovo sul piazzale del Castello di Udine, dove è stata allestita ed è aperta appunto da ieri la mostra fotografica Cosacchi in Friuli, le fotografie di Sergio Gennaro. Ne parliamo con l'assessore alla cultura del comune di Udine, Fabrizio Cigolot. Una rassegna importante che racconta praticamente una parte della storia del nostro Friuli. Eh sì, siamo nella Carnia, 44, arrivano i Cosacchi, una pagina drammatica di storia che il professor Folisi con Paolo Brisighelli propongono ai cittadini, che viene raccontata attraverso le foto ufficiali dei Cosacchi qui
in Carnia. Queste sono le foto che i cosacchi si sono fatti fare dal dottor Sergio Gennaro. Sono le foto che ritraggono per lo più ufficiali, però anche momenti di vita familiare di questi cosacchi che erano stati portati qui dal Terzo Reich per occupare la zona della Carnia, per liberarla dai partigiani, nella prospettiva di insediarsi stabilmente qui, come premio per la loro fedeltà al Reich, quindi al Führer. E con noi c'è il figlio di Sergio Gennaro, Alberto appunto Gennaro. Che effetto fa vedere queste fotografie che sono state realizzate dal papà tanti anni fa? Soprattutto un omaggio, conoscevo la sua passione per la fotografia e veder stampate con l'aiuto di Paolo Brisighelli queste foto, questa raccolta di foto, è anche un ricordo personale del papà che purtroppo se n'è andato nel 2009 e ha avuto sempre questa passione. Con noi anche Enrico Folisi e Paolo Brisighelli. Con Enrico Folisi l'aspetto storico, vedo che lei tra l'altro ha il catalogo, avete fatto una pubblicazione proprio legata alla rassegna. La rassegna, sì, è una pagina importante della storia della Carnia del Friuli, una pagina che per quanto drammatica bisogna ricordare, ed è per questo che abbiamo messo in luce sia le immagini fotografiche che anche alcune documentazioni e un breve video sull'argomento, in modo tale che oltre alla bellezza delle immagini fotografiche, perché sono veramente da mettere in primo piano, si potesse tracciare quello che è il percorso che ha portato i cosacchi in questi territori e le azioni e le nefandezze, perché di questo si tratta, che molte volte hanno perpetrato. Noi abbiamo messo in luce anche tutta una serie di testimonianze dei parroci e anche della prefettura di Udine, eccetera, che mettono in primo piano proprio gli stupri. Si parla di 120 stupri che sono stati in qualche modo documentati e di altrettanto di cui si parlava in quel periodo, quindi molte le violenze alle donne che poi subito dopo la guerra sono state in qualche modo nascoste. Questo è sicuramente da dire, e che invece a questo punto è giusto che nella memoria storica del Friuli e della Carnia vengano messe in primo piano. Un giudizio anche sulla qualità delle fotografie, secondo Brisighelli? Queste fotografie sono state una vera scoperta 2 anni fa circa, che Alberto me le ha portate a visionare. Le ho digitalizzate e ho subito coinvolto Enrico Folisi nello studio di queste immagini, che sono di una qualità fantastica. Gennaro usava probabilmente una macchina folding di buona qualità, in formato 6x9, e aveva anche un difetto questa macchina fotografica, aveva un mirino leggermente piegato da un lato, e quindi sono tutte le foto leggermente sbilanciate verso il lato sinistro, e quindi questa è una curiosità di queste immagini. Comunque sempre restano molto belle, di alta qualità. Bene, ringraziamo anche il fotografo Brisighelli. Dobbiamo dire che la rassegna, una volta chiusa qui la mostra nel castello di Udine, verrà trasferita in Carnia, in quanto le fotografie sono poste proprio su pannelli che sono trasportabili. E restiamo a Udine. Il primo tragitto dell'ascensore che da Vicolo Sottomonte porta al piazzale del castello è stato ultimato. Ci aggiorna sempre Isabella Gregoratto. Mi trovo sul piazzale del castello di Udine. Alle mie spalle ci sono i primi segnali dell'intervento che riguarda la realizzazione di un impianto che consentirà da Vicolo Sottomonte, che consentirà di raggiungere il piazzale appunto del castello. Ne parliamo con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Abbiamo detto: oggi si possono vedere questi segnali anche a occhio nudo, prima non si poteva vedere nulla, e comunque a questo primo intervento ne seguiranno altri per arrivare definitivamente qui sul piazzale. Sì, questo è il primo tratto dell'ascensore, parte dalla biblioteca Ioppi, adesso manca la seconda parte che verrà realizzata nei prossimi mesi per arrivare proprio qui al piano del piazzale, e poi ci sarà l'altro ascensore che realizzeremo invece con partenza da piazza Primo Maggio, quindi il castello di Udine, il piazzale, potrà essere raggiunto da 2 lati,
dal lato ovest e dal lato est in pratica. Questo per dare ancora maggiore accessibilità a questo luogo, che è significativo perché oltre al piazzale che ci permette di vedere un panorama unico della nostra città e poi anche delle montagne che fanno contorno a tutto il nostro Friuli, dà la possibilità di visitare i musei che ci sono all'interno del castello e anche di venire adesso durante l'estate ad assistere agli spettacoli che vengono organizzati qui proprio sul piazzale del castello. Ecco, abbiamo detto questo è il primo tratto. Come procederanno poi i lavori? Che cosa verrà fatto? Il secondo tratto riguarda un tunnel che verrà realizzato proprio qui sotto noi per sboccare, per uscire poi con la cabina, con una costruzione simile a quella che è già stata realizzata per arrivare sul piazzale del castello. Quindi questo è un ascensore così a 2 tappe, a due step insomma, mentre quello che realizzeremo dal lato di Piazza Primo Maggio sarà unico e uscirà, si parte e si esce subito sul piazzale. Ecco, quindi questa è la struttura, cioè si esce qui per poi prendere un altro ascensore per continuare la salita. Anche perché in questo modo si può anche, chi fa la prima tappa con l'ascensore potrebbe continuare poi usando il camminamento che c'è e quindi fare anche magari 4 passi per arrivare nel piazzale. Sì, perché la parte più impervia, più difficile è proprio quella che ormai è già stata superata. Ecco, possiamo parlare di importi anche, quanto viene a costare quest'opera? Quest'opera ha un importo complessivo tra il recupero della biblioteca e i 2 ascensori di 2 milioni di euro. È un progetto finanziato dalla Regione e adesso lo stiamo ultimando. Ripeto, 2 cose sono già state ultimate, la biblioteca che riaprirà, adesso stiamo riportando i volumi all'interno, un grosso lavoro è stato realizzato e adesso l'ascensore, il primo tratto già realizzato, manca il secondo. Altri interventi previsti sempre qui per la zona? Per la zona è il grande intervento che faremo proprio per l'ascensore da Piazza Primo Maggio. Io so che alcune persone si stanno lamentando perché fare la salita a piedi, soprattutto chi ha una certa età, si trova in difficoltà. Adesso con 2 ascensori veramente diamo un servizio importante per rendere questo luogo ancora più accessibile e soprattutto incrementare il turismo. Ecco, anche questo da Piazza Primo Maggio, che caratteristiche dovrà avere? Chiaramente non ricalcherà le orme di questo. No, perché sarà un ascensore tutto interno, un ascensore che passa all'interno proprio del colle per sbucare poi sul piazzale. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini e ringrazio Paolo Bassi per le riprese, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato. Ieri sera al Pala Pineta nel Parco del Mare per gli incontri con l'autore e con il vino Gennaro San Giuliano ha presentato Reagan, il presidente che cambiò la politica americana, una moderna biografia dettagliata e avvincente dedicata al presidente più popolare dell'America. Una vita che merita di essere raccontata, quella di Ronald Reagan, l'uomo che ha portato in politica l'empatia, la capacità di mettersi in sintonia e saper capire le persone che aveva davanti. E lo ha fatto Gennaro San Giuliano nel suo libro Reagan, il presidente che cambiò la politica americana, edito Mondadori, che il giornalista ha presentato ieri a Lignano agli incontri con l'autore e con il vino. Una biografia moderna, dettagliata e avvincente, dedicata al presidente più popolare dell'America, piena di informazioni, notizie e aneddoti. Quella di Ronald Wilson Reagan in realtà è una storia tutta americana. Nato a Tampico nel 1911, all'epoca una minuscola cittadina dell'Illinois, il piccolo Dutch, come viene soprannominato in famiglia per le linee paffute del volto, cresce nella regione geografica che è il cuore pulsante della nazione a stelle e strisce, il Midwest. Il padre è un cattolico irlandese senza un lavoro stabile, con il vizio dell'alcol, la madre una donna religiosissima, devota alla Chiesa dei discepoli di Cristo. Dopo la laurea in economia, Reagan approda a Hollywood quasi per caso e fa una discreta carriera nel cinema, fino a quando non scopre l'importanza dell'impegno politico, prima come presidente del sindacato degli attori e poi come governatore della California dal 67 al 75 nelle file del Partito Repubblicano.
Reagan è un personaggio di grande attualità, non solo perché lo ha richiamato il neopresidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden quando ha parlato della ripartenza dopo il Covid, facendo riferimento ad un'altra ripartenza, quella di cui Reagan fu protagonista. Se oggi gli anni '80 del Novecento sono ricordati come una stagione felice di benessere e di prosperità economica, lo si deve proprio a quella spinta di ottimismo, pragmatismo e modernizzazione che Reagan seppe imprimere agli Stati Uniti. Artefice della rivoluzione conservatrice antistatalista, Reagan è anche il presidente degli Stati Uniti che ha sconfitto il comunismo sovietico e vinto la guerra fredda senza sparare un colpo, come dirà Margaret Thatcher, e guadagnandosi quindi per sempre un posto nella storia. E con questo ultimo servizio si chiude anche per oggi il nostro appuntamento con A Voi la Linea. L'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.